Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giraci, siamo live dal comunale di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani e San Vito Misilmeri. Sono i quarti di ritorno della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Si riparte dallo 0-0 del Giovanni Aloisio. Bulades, il capitano del San Vito, che gira dall'altro lato, pallone per Spadaro, si accentra, calcia un po' come aveva fatto a Sciacca, tutto regolare qui. Va Africano col destro, il pallone passa, scorre qui Pizzolato, gestisce con i piedi sotto la pressione di Gambino, l'apertura di Barbera verso Bulades contro Muzzo, occhio al vento che può essere decisivo, pallone messo giù da Bulades, cade, niente da fare. Africano in mezzo, esce Zummo, non esce alla fine, il colpo di testa di Claudio Lavardera. Ricciulli evita la scivolata di Luca Schieffo, Mendola, Ricciulli in mezzo, Pizzolato, il rilancio in velocità per le frecce del San Vito, Bulades e Claudio Lavardera, avanza Bulades che ha messo a terra Romano, il tiro largo, Ricciulli in mezzo a due, vuole essere anche fortunato, la riprende Fricano, non la capisce molto bene questa palla Chieffo, calcio da fuori Ivan Lavardera, oltre la traversa, Ramaglio insiste con la suola, infatti sbaglia, lancio lungo con Bulades che calcia di prima intenzione, diagonale sul fondo, Ricciulli, sale Rudonia, si inserisce Mendola, servito verso il fondo del campo, cross in mezzo, arretrato Ivan Lavardera, controllo, calcia sulla linea, intervento decisivo di De Santis. Africano, Bulades insegue questo pallone, finta su Ricciulli, mette in mezzo col mancino, il tiro sulla traversa ancora e c'è il gol del San Vito Lo Capo, il pallone sorpassa la linea di porta, la rete da parte del San Vito Lo Capo con Claudio Lavardera. Romano su Ricciulli, si accentra, pallone su Mendola, palo, occasionissima per Luigi Mendola, soltanto Romano in barriera, batte l'altro 4, Mustaccia, secondo palo a Wadi, testa sul fondo, lui che è pericolosissimo in situazioni di questo tipo. Chieffo per Africano, cross un po' così, pallone lento in aria, prova Barbera, Zummo è pronto Adelfio ad entrare ancora, non si va però, Ivan Lavardera in mezzo con la punizione, doppio rimpallo, poi il tiro in rete, il gol da parte di Messina, entrato dalla panchina, fa 1-1 in un momento difficile, il gol di Leonardo Messina, cross in mezzo, libera Spadaro con un po' di calma perché c'è il vento, Capo Zucchi, il pallone vola, Pizzolato con la mano di richiamo, lancio lungo, Claudio Lavardera allarga con intelligenza, il cross in mezzo di Fricano, colpo di testa di Spadaro in mezzo, Barbera fuori, pallone in mezzo, occhio al pallone che scorre verso Tripoli, l'entrata di Muzzo non convinta, Barbera, cross basso, c'è Romano, ancora Barbera, colpo di testa del nuovo entrato Forconi, il prolungamento per Ramaglio, Zummo si distende ma è tutto fermo per fuorigioco, Fricano, pallone basso e fortunato per il cross in mezzo di Forconi, Barbera si stava coordinando, quasi tutti giù, Spadaro calcia col mancino, tutto in difesa, il San Vito Lo Capo, esce addirittura Pizzolato e c'è il triplice fischio, si va ai calci di rigore, parte Chieffo, spiazza Zummo, Romano per il Misilmeri, il mancino, Pizzolato aveva intuito con il piede ma il pallone entra, il tiro di Claudio Lavardera, adesso Ivan Lavardera, Fricano, non ci arriva Zummo, potente Tripoli, la parata di Pizzolato,
Romaio Zumo ci arriva, intuisce benissimo Mendola, il suo mancino centrale per il 4-4. Bulades, il tiro angolato, Cerniglia pietrifica Pizzolato, Barbera, ci arriva Zumo, ma non può nulla. Capozzucchi basso, Pizzolato risponde e il San Vito va in semifinale. Finisce con il risultato di 6-5 dopo i calci di rigore.